Buondì, oggi è il nono giorno della seconda settimana e non ho dormito bene e il mio vero buongiorno è stato dato dagli uccellini e dalle papere, che visto che qua c'è il fiume è stato un qua 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 e buongiorno vaffanculo a Jack. Ops, ho detto una parolaccia, non dovevo. Detto ciò, mi sono svegliato con un nuovo video di Paolo Rossi. Di conseguenza, mi sa che oggi ci sarà la reaction. La reaction pura al 100% in quanto non lo guarderò fino a stasera. Quindi facciamo iniziare la giornata. Ah, i miei capelli sono perfetti, non sono nemmeno annodati. Sono perfetti. Forse perché vado a c'è, ma di poco conto. Quindi per tutti quelli che mi dicono no, ti fa male andare a letto con i capelli bagnati, io sono la prova vivente che non è vero. Buondì. Ok, ed ora con la mia bellissima felpa dei Panthers sono pronto a iniziare la giornata. Salutate! Ragazzi, siamo a 50. Stasera si fa lo speciale. Ah, regà! La carbonara, la carbonara, la carbonara. Porchetta. Allora ragazzi, oggi visto che siamo giunti ai 50 è stata una grande festa, mi hanno fatto la carbonara, cioè esclusivamente per me. Ovviamente buonissima come al solito, cioè la prima che ho mangiato era buona, la seconda era anche fatta bene. E perché la seconda? Beh, perché ho fatto il bis, visto che mi hanno offerto un buono in più. Buonissima, buonissima, buonissima. Ragazzi, mi hanno abbandonato in macchina da solo, come un cane. Non mi hanno neanche lasciato i finestrini giù, ma l'ho soffocato. E fuori piove. Governo ladro. Quindi per lo speciale sarà speciale, specialissimo, visto che lo farò stasera. Potrei iniziare a registrare adesso che sono da solo, così magari le persone non mi prendono per più scemo. Però no, lo voglio fare in mezzo a tutti per rompere, dar fastidio e quelle cose lì che faccio molto spesso. Quindi e se io vi giuro, ci devo ancora pensare a che domande rispondere. Cioè, vi dirò chi sono realmente. In realtà io faccio parte degli Anonymous! L'investimento sta dando i suoi frutti. Ho di nuovo la cena anche per stasera. Ok, messo le pietanze in forno, adesso aspettiamo che cuociano. E intanto si gira per l'ostello. E si gira in questi luoghi pressoché sconosciuti, tipo la mia stanza, per prendere quella cosa denominata acqua. Ed ora si torna in cucina. L'investimento sulla cena è stato il migliore che abbiamo tipo mai fatto. Ragazzi, visto che qua sono lamentati del fatto che non faccio né più sì né no con la testa, devo ricominciare, quindi Aspettate però. Ah boh, gli ho rovinato il video, bene. tranquillo, tanto lo metto sullo stesso. Ragazzuoli, visto che stasera, cioè è giovedì e domani sera siamo ognuno a casa propria, si fa una bevutina tutti insieme, né? Non vi dico cos'è perché non vorrei prendere colpe per istigazione all'alcolismo o simili. Non male, dai. E niente raga, dovevamo andare a fare la doccia e tutto, ma una biretta ci sta, dai. Tanto è giovedì, domani si torna a casa. Quindi stasera ci si diverte un po'. Anche perché dai, sono le 9. Raga, mi spiace, il video della buonanotte non ci sarà. Ci sarà adesso. E poi ci sarà il video speciale. I 5 minuti di speciale.
quindi buonanotte, arrivederci, vada. Sì, siamo a 50 finalmente. Sì, sembra strano anche a me, ma siamo veramente a 50. Dunque, è arrivato il momento di parlarvi un po' di me. Dunque, il mio vero nome è Giacomo Negri. Sono nato il 28 marzo del 1999 e... Basta, è stato bello, ciao. No, sto scherzando. Sono nato il 28 marzo del 1999 e abito a Parma, lì di fianco perlomeno. Ho studiato per 6 anni all'ETIS, sono stato bocciato un anno purtroppo, in quanto sono successe diverse cose in mezzo, quindi di cui preferisco attualmente non parlarne, magari ne riparlerò poi. Detto ciò, sono appassionato un sacco di teatro, infatti ho fatto teatro e farò teatro ancora per molti anni. Infatti, in certi momenti il teatro mi ha salvato. Ha salvato me, il mio modo di essere, il mio modo di vivere, il mio modo di vedere le cose. E mi ha veramente un sacco aiutato. Ho conosciuto un sacco di grandi persone lì in mezzo che mi hanno aiutato a crescere, sia come persona che come attore. L'ho fatto sia nel paese in cui vivo, per un anno o due, sembra uno e basta, sì, un anno e questo qua sarà il secondo, e l'ho fatto anche per diversi anni a scuola con altre persone altrettanto fantastiche. Purtroppo adesso non potrò più farlo in quanto non sono più studente in quella scuola. Altra cosa, sport. Ho fatto football americano per diversi anni e infatti mi sono anche mezzo demolita la spalla, quindi è uno sport che anche lì mi appassiona, mi piace veramente un sacco. Infatti ho la felpa, giocato nei Parma Panthers. Nella giovanile in Serie A non sono mai riuscito ad arrivarci, sia per questioni di fisico, perché sono troppo piccolo, che in parte per paura mia di demolirmi di nuovo. Un gioco che mi appassiona veramente un sacco sul telefono e sul PC è Hearthstone di casa Blizzard. Io adoro Hearthstone, è un gioco bellissimo che ti fa impazzire perché è basato principalmente sulla fortuna e su una dose di fortuna e di bravura. Però ci perdo veramente un sacco di tempo perché mi diverte veramente un casino. Non ci ho mai shoppato sopra perché reputo il dover shoppare su dei giochi sciocco. Perché se non riesci ad arrivarci con le tue forze non ha senso spenderci sopra dei soldi per arrivarci. Cioè, lo reputo inutile. Quindi non ci ho mai speso su, non sono fortissimo, però mi diverte un sacco a giocarci. Infatti, se mi date il gran feedback qua sotto, magari pubblicherò anche un video o due dove ci gioco. Detto ciò, piccola cosa, stanotte è successa una cosa in provincia di Reggio Emilia, dove un mio omonimo con la mia stessa età è venuto a mancare per via di un incidente. Per chi si fosse preoccupato, per chi non mi segue, per chi non lo so, qualunque cosa, sto bene, sono qua, sono a Vicenza. Quindi sto benissimo, tornerò a casa domani sera, quindi per ora non mi è successo nulla. Altrimenti si vede. Ultima cosa, non per importanza, Paolo Rossi ha pubblicato il nuovo video stamattina, almeno stamattina non l'ho visto. Ho visto che l'ha pubblicato, il video devo ancora vederlo, però pensavo di guardarlo domani o dopodomani, o perlomeno quando sono a casa per fare una reaction decente, perché altrimenti sono qua, sono senza un PC, sono senza tutto e verrebbe una reaction fatta male. Di conseguenza pensavo di farla domani, o dopodomani, o dopodomani, o dopodomani. E sì, gli sto dando un sacco di materiale per farmi delle poop, ma sono contento così perché mi divertono. Cioè, quelle due che ho visto mi hanno divertito un sacco. Quindi, ottimo lavoro. Il link lo lascio qua sotto.
insieme anche alla mia mail se volete farmi qualche domanda privata, in privato, non so. Se volete chiedermi qualcosa, pubblico, fatelo nei commenti, se no c'è l'indirizzo email. Detto ciò, la serata non so come continuerà. Questo video l'ho preregistrato, lo metterò in fondo al video perché sì, perché devo farlo, perché ha più senso che sia in fondo al video piuttosto che davanti. Questa parte la taglierò. Detto ciò,